70 anni del consorzio BIM Piave Belluno. Per la ricorrenza i sindaci sono stati invitati a partecipare a un convegno dal titolo 70 anni, un patto per il futuro, un'alleanza di area vasta per lo sviluppo economico e sociale delle Dolomiti bellunesi. I primi 70 anni che sono stati, diciamo, un valore aggiunto per il nostro territorio, un valore aggiunto perché proprio hanno fatto in modo che tutti i territori che sono delle vallate poi della nostra provincia lavorassero assieme, e quindi credo sia stata veramente un'azione lungimirante sia a livello legislativo ma a livello proprio di scelta politica del territorio, di riuscire a creare una struttura che sia unitaria e che gestisca dei soldi, come abbiamo visto, anche in maniera abbastanza più libera rispetto alle amministrazioni locali o pubbliche in generale, e che abbia portato dei benefici concreti al territorio della provincia di Belluno. La grande scommessa, il futuro del BIM, sta nell'idroelettrico, nello sfruttamento delle risorse, nel rinnovo delle concessioni. Dobbiamo sicuramente stare attenti e attenzionare e studiare le carte relative al rinnovo delle concessioni. Credo sia una partita vincente per noi, ma sia veramente il nostro futuro. Le risorse, sappiamo, per i territori sono sempre minori, crediamo che avere sul territorio la produzione di energia idroelettrica che consente anche ai territori della pianura di alimentare le proprie industrie, le proprie case, e avere noi delle risorse per questo motivo credo sia fondamentale. Non sarebbe però tutt'oro quel che luccica. Oggi c'è stato un saluto riportato dal ministro Pichetto Frattin dell'Ambiente che dice una cosa molto chiara: il governo sta trattando con la Commissione europea sulla questione delle concessioni. Che cosa vuol dire? Che si sta trattando sulle proroghe. Questa cosa è gravissima. La proroga significa per noi aver perso la battaglia in partenza. Quindi se facciamo finta di non sentirlo, possiamo fare finta di non sentirlo. La realtà però è che qui, mentre noi parliamo di una cosa, il governo ne sta facendo un'altra.